L'auto lanciata ad una velocità stimata circa 40 km oltre il limite consentito di 50. In via Udine a Santo Stefano di Cadore attorno alle 11:30 va in scena la simulazione dell'incidente richiesta dalla Procura con il supporto dei RIS, nel quale il 6 luglio scorso persero la vita Marco Antoniello con il figlio di appena 2 anni Mattia e la nonna del bimbo Maria Grazia Zuin. Un esperimento giudiziale, precisa il capo della Procura di Belluno. Abbiamo cercato di ricostruire la dinamica dell'incidente nella prospettiva della indagata, e cioè quello che ha visto lei dall'interno dell'autovettura, perché abbiamo registrato tutto sia dall'interno che dall'esterno. Un esperimento che deve dare una risposta relativa alla circostanza causa dell'incidente in mancanza di riscontri oggettivi alla luce del fatto che l'automobilista, la 33enne tedesca Angelika Hutter, continua ad avvalersi della facoltà di non rispondere. Noi stiamo cercando di fare tutte le attività che consentano di ricostruire con la massima certezza possibile quello che è avvenuto. E poi è chiaro che un contributo che dovesse venire dall'indagata sarebbe auspicabile, che ci dicesse quello che le è successo, che cosa è avvenuto prima dell'investimento, se c'era una qualche ragione particolare. Ecco, questo però lei, come voi sapete, l'indagato ha la facoltà di non rispondere e di questa si è avvalsa fino adesso la Hutter. Hutter che resta nel carcere veneziano della Giudecca. Se non procediamo di fase, afferma il procuratore Luca, sarà necessario scarcerarla per scadenza dei termini. A Santo Stefano stamattina hanno assistito all'esperimento giudiziale anche l'avvocato Giuseppe Triolo, difensore dell'indagata, e il consulente di parte Mario Piacenti dello studio 3A, che fornisce assistenza legale ai familiari delle vittime. Da parte di entrambi un rilievo alla procura che ha secretato il fascicolo di indagine. Non siamo a conoscenza evidentemente di quello che sta facendo la procura e stiamo anche oggi, insomma, ovviamente partecipiamo per essere presenti, però non sappiamo le motivazioni che hanno indotto la procura a effettuare un esperimento giudiziale. Al momento siamo ancora in attesa che poi il pubblico ministero consenta l'accesso agli atti, dopodiché noi potremo svolgere tutte le attività di indagini difensive a favore della famiglia dei... Quindi lei conferma che in questo momento la Procura ha secretato gli atti? In questo momento sì. E poi c'è la storia di Angelika Hutter, chiusa in un silenzio impenetrabile da 4 mesi. È indubbio in un periodo molto brutto e scuro della sua vita e chiaramente fa difficoltà anche solo a ricordare evidentemente tutta questa situazione e ricostruzione del sinistro.